Il prossimo 6 ottobre a Genova la prima partita di campionato per gli atleti dell'ST Bassano in A1 maschile. Una grande soddisfazione per la squadra e per la città che oggi li ha salutati assieme al sindaco e all'assessore allo sport. Grandi speranze e soddisfazioni comunque vada questa avventura che, ci spiega il capitano Marco Fioravanzo, non è così nuova per i tennisti bassanesi. Nel 2013, come ben sapete, abbiamo vinto anche il titolo italiano in Serie 1. Quest'anno è un anno particolare, intanto siamo l'unica squadra nel Veneto in Serie 1 e soprattutto siamo andati in A1 vincendo l'anno scorso la 2 con i ragazzi del Vivaio o allenati al tennis bassano, quindi è una soddisfazione enorme e siamo molto contenti di rappresentare il Veneto poi con una città come Bassano che giochiamo con squadre con cittadine molto importanti come Genova, Roma, quindi una bella soddisfazione per noi e soprattutto per i ragazzi. E ci sono anche tanti giovani nel vostro gruppo? Sì, ci sono tanti giovani, esordiranno anche 2 ragazzi di 16 anni e 17 anni quest'anno, quindi è motivo di orgoglio di questa cosa qui. Molta la soddisfazione di Mariano Scotton, che è sì assessore allo sport, ma anche presidente del Comitato Veneto della Federazione Italiana Tennis. Che la mia città abbia la squadra in A1, unica squadra del Veneto in A1, è una grande soddisfazione e un grande onore. Fra l'altro io sono stato anche referente della società Tennis Bassano qualche decennio fa, quindi ho conosciuto questi ragazzi capitani quando erano bambini, sono cresciuti, sono diventati dei grandi giocatori, adesso sono dei grandi capitani e degli ottimi dirigenti, quindi è una grande soddisfazione. Certo è che gli atleti del vivaio bassanese hanno ben chiaro il loro punto di forza. Secondo la squadra, il clima che si è instaurato tra di noi è una cosa di indescrivibile. Siamo insieme da tantissimi anni, ci conosciamo da una vita, quindi sicuramente il nostro punto di forza è quello. E allora, comunque vada, sarà un successo.